Radioattività. Speciale Crese Cup 2014. Ma se proprio vogliamo andare a cercare il pelo nel pagliaio... Caro Guido, l'hai trovato? Sei riuscito a trovarlo, visto che ieri sera sei venuto a trovarci? Sono venuto a trovarci e l'ho trovato veramente, ti giuro. C'ho anche la prova, ce l'ho qua, però non lo vedete. Esatto, quindi a parte te che sei l'unico testimone che sto mentendo, probabilmente non lo vede nessuno, quindi posso anche assolutamente mentire. Beh, a parte quello, che sia vero o meno, poi lo possiamo stabilire noi, tanto i radioascoltatori ascoltano appunto ma non vedono, soprattutto guardare e non toccare, però esatto, meglio il pelo nel pagliaio del lago nell'uovo. E che la gallina domani di sicuro. Ecco. Ad ogni modo spiega ai nostri ascoltatori che tu sei Emilio Ripari, perché lo sei, sì. Io sono Guido Roberti, anche se non sembra, ma magari ieri non ci hanno ascoltato, dicono chi è questo, sta voce. Ma sai che più di qualcuno mi ha detto: ma chi c'era con te? Hai cambiato spalle? Sì, guarda, Guido francamente mi ha un po' stracciato la diciamo. E allora abbiamo pensato a questo cambio generazionale. No, è Guido che però deve ancora riprendersi da quella vergognosa esultanza al gol di Godin. Vergognati. Assolutamente sì. Domani esulterò anche per la pole position di Ukyo Katayama nel Gran Premio di Jerez della Frontera. Ma esiste? Non so, però ieri guardavo un po' così, appunti miei vecchi, sono passato su un quaderno di Formula 1 e scrivevo io appena Ukyo Katayama. Accidenti, il mio idolo era Katsuto Sakata, quando c'era nella moto, quando c'erano ancora le 500, Cadalora, Duan, il primo Capirossi. Sono nomi che per fortuna, anche se anche quelli sono insidiosi, non ritroviamo invece all'interno di Crese Time in questo appuntamento odierno di giovedì 26 giugno 2014, con la valangata di risultati, partite e quant'altro, protagonisti anche, che andremo a descrivere ai nostri ascoltatori su Radioattività e clubradiolive.it. Doppio streaming, Radioattività e Club Radio Live, giusto per insomma la precisione, per completezza, come si suol dire. Avevamo una bella serata ieri, perché nonostante la pioggia a tratti torrenziale, che però per fortuna ha lasciato un po' di tregua durante la serata di partite, sono saltate, come era stato un po' anticipato anche nel finale della puntata di ieri da noi, le partite di pallavolo. Considerando il campo abbastanza zuppo diventava un po' complicato, mentre per il calcio, nonostante condizioni dei campi insomma non proprio perfette in ogni zolla del sintetico di Borgo San Sergio, le partite sono andate regolarmente in calendario, si sono svolte appunto, quindi regolarmente. Andiamo a vedere un attimino quello che è successo, che dici? Assolutamente, sono d'accordo. Da dove partiamo? Partiamo chiaramente dal torneo più ambito, dalla Crese Cup, facendo subito un piccolissimo accenno ma importante per la Crese Cup Pordenone, area 27 San Quirino, alle porte della città. 2 semifinali ieri, e ricordiamo che venerdì, per cui domani sera, avremo la finalissima che stabilirà appunto quale delle due formazioni si giocherà la finalissima regionale poi a Trieste al 12 di luglio, alla vigilia della finalissima dei mondiali. E tu sarai impegnato con la radiocronaca? Assolutamente sì, andremo anche domani a Pordenone, dicevamo anche ieri, con Mattia Mirazzi, Stefano De Gioia e Matteo Nedoc per fare telecronaca, riprese, album fotografico e chi più ne ha più ne metta. La finale vedrà gli I Love Turco, anzi no, perché sono usciti a sorpresa contro Ue Sagabrie, che ha vinto 6-5 ai rigori. I Love Turco, che aveva fatto un percorso nettissimo, stile Girardelli dei bei tempi in slalom speciale, e sto giro però, arrivato alla semifinale, sono mancate probabilmente le energie mentali, perché insomma è finita ai rigori. 6-5 per Ue Sagabrie. Quindi specificando che anzi no è il nome della squadra e non una tua negazione al nome che avevi appena detto. No, I Love Turco è un nome, Ue Sagabrie è l'altro nome. Bravo. Anzi no, perché avevo detto una cavolata. Era giusto fare incasinare ancora di più ascoltatori, ho fatto apposta, Ah sì, ma ci sta questo putpurri di interpretazioni, poi insomma la gente vede e verifica di persona. Poi Sorsi e Morsi, e tu qui sarai molto contento, che ha battuto 6-3 l'FC Castions. Assolutamente sono contento, perché un po' per due cose. L'eliminazione di quella squadra a tutti i costi. Ti piace il nome Sorsi e Morsi, ti piace meno l'imitazione del nostro caro collega del calcio dilettante del Friuli Venezia Giulia, sì, ebbene io saprei chi potrebbe andare a giocare con Sorsi e Morsi, qualcuno dell'Uruguay ci farebbe bene. Soprattutto Morsi più che Sorsi. Sui Sorsi magari l'arbitro, perché probabilmente qualcosa ha bevuto prima di espellere il Marchisio. Però vabbè, lasciamo stare, siamo ancora là che abbiamo questo rancore, siamo rancorosi noi, ci penseremo anche nel 2050,
quello là che aveva espulso Marchisio, avremo la dentiera, i denti che cascano. Quando saremo al bar, no, con un bicchierino di bianco, no, te se ricordi del 2014? Col sprizzetto delle 7:30 del mattina. Tanto avremo gli ottocotteri che ci passeranno costantemente sopra le teste. Accidenti, roba da quinto elemento. Stiamo veramente viaggiando con la fantasia, un po' troppo forse. Allora proseguiamo col riepilogone di ieri sera dopo questo doveroso accenno Pordenone, quindi I Love Turco fuori, USA Gabrie contro Sorsi e Morsi, sarà la finalissima Crese Cup Pordenone prima edizione. Crese Cup anche a Trieste, però ieri sera chiaramente siamo partiti con i campioni in carica di Olica Vanganel, che sono stati per la prima volta in questa edizione fermati, costretti al pareggio da In The City, che per capirci bene masticabile per tutti è una rappresentanza del Breg fondamentalmente, sono tanti giocatori del Breg, infatti Cigliani, doppietta, Nigri, Scoppola e Marturano, questi i marcatori, mentre per Olica Vanganel tripletta di Mattei Peroscia e doppietta di Marco Hrvatin. Sembravano partiti col piedone pigiato sull'acceleratore gli sloveni, e invece duri a morire i ragazzi del Breg di In The City, che prima hanno recuperato, poi addirittura sono andati in vantaggio e per un attimo hanno anche cullato il sogno della vittoria. Dopodiché gli sloveni hanno rimontato e rimesso la freccia, ma In The City ha tenuto botta ed è riuscito a conquistare comunque un pareggio alquanto prestigioso. Questo sul campo 1 alle ore 20, sul campo 1 sempre ma alle 21 il Bar 99 ha perso abbastanza malamente contro Hydro City 5-0, vittoria però questa abbastanza inutile ai fini della qualificazione. Doppietta del solito Vincenzo Romano, che è partito con le polveri un po' bagnate e man mano che passavano le partite ha raddrizzato abbastanza la mira, doppietta per lui, poi Braini, Niccoli e Nicola Venturini, che approfitto per salutare, insomma. Un saluto che estendiamo ovviamente volentieri a Nicola, che peraltro era impegnato anche questa settimana con il Sport Academy Summer Camp, per cui insomma anche tanta attività per Venturini. Sta facendo delle belle cose il Ventu, ma insomma è una grande persona. Quando si dice le classiche frasi, quelle masticate, dice è un grande uomo prima che un grande giocatore, ecco. Non so dire queste cose qua. Lo avremmo fatto piangere, credo, di commozione. Assolutamente sì, poi verificheremo stasera se verrà a trovarci in quel di Borgo San Sergio. Avevamo poi previsto alle ore 21 sul campo 2 Real Mania contro Termosoc SRL. Poca fatica davvero per Termosoc, per cui Fantina Besic eccetera eccetera hanno vinto 3-0 a tavolino, perché Real Mania, dopo averne prese abbastanza in 2 partite, la terza gara, vuoi per impegni di alcuni della squadra, vuoi magari anche per ormai le possibilità che non c'erano più di qualificarsi, hanno detto signori, sapete cosa diciamo, stasera basta. L'hai capito, ci sei arrivato. Stavo arrivando con molto ritardo, però insomma poi alla fine ci sono arrivato, quello è quello che più conta, possiamo dire così. Per questo enigma Alan Biezoli, che nel frattempo nell'altro studio sta registrando il suo programma di cinema che va in onda tutti i giorni su Radioattività, per cui mi ha ispirato un enigma, ecco. Hai fatto benissimo a ricordarlo, pubblicità anche. Voi non vedete, ma Radioattività in 3 stanze diverse si stanno facendo 3 programmi diversi. Bravo, siamo esatto. Multitasking. Esatto, soprattutto ci insultiamo a distanza a gesti, sì. uno con l'altro. Sì, si parla, si ride, si scherza, si cazzeggia, insomma, possiamo dirlo un po', però divertendosi, questa è una cosa importante. Ancora 2 partite nella serata Crese Cup, abbiamo tempo? Che mi dici? Certo. Sì, dai. Abbiamo Decathlon contro Brada Impex, finita 2-4. Ne approfitto per salutare il carissimo Dino De Pamfilis, presidente responsabile Brada Impex, che non è solo un grande comunicatore, è un uomo capace di come si può dire, pubblicizzare a dovere la sua azienda, la sua opera d'arte, ma è anche giocatore, allenatore e dirigente che non bada a spese, tra virgolette, quando si tratta di dover ottenere i 3 punti, perché Brada Impex era abbastanza costretta alla vittoria per cullare sogni di qualificazione. È finita appunto 4-2 contro Decathlon, però ieri, oltre alla già molto fornita e dotata rosa di giocatori per Brada, ci sono stati aggiunti anche un altro paio di giocatori, insomma la butto lì, Marouane Taougui del Cras, Grujic era in borghese in panchina, per cui già questo la dice lunga, ma soprattutto autore di una tripletta, 3 dei 4 gol li ha fatti ieri, presenza gettone, ma vedremo nelle fasi finali se ci sarà ancora. Niente poco di meno che l'ariete di Medea, Denis Godias. Accidenti. Il bomberone l'ha guardato. Insomma, tripletta di Godias, gol di Luka Spetic, altro che non è certo l'ultimo della lista, doppietta di Pigatto per Decathlon, a questo punto però, senza offesa chiaramente per gli amici di Brada Impex che salutiamo e come no, bisogna per forza far partire un piccolo sketch, vista la formazione che hanno messo in campo ieri sera. Ti piace vincere facile?
iniziata di così, che dici? Ci sta, è abbastanza inflazionato negli ultimi anni, ma ci stava, ma quando bisogna metterla. Questo è proprio come il calcio sul maccherone. Esatto, il vero calcio sul maccherone romano. Sul maccherone romano, ultima sfida di Crazy Cup di ieri sera a Trieste, Fisiosan contro Edil Muggia, ore 22, campo 2. Se ne sono date abbastanza di santa ragione, c'era un po' di nervosismo, un po' di animosità. La partita sembrerebbe noiosissima perché pensa te, è finita 1-1, partita calcio a 7, insomma punteggio abbastanza particolare, ma non ci si è annoiati per nulla, anzi portieri piuttosto impegnati, arbitro anche, diverse fasi di gioco molto animate dal punto di vista agonistico, per una partita comunque interessante nonostante i 2 gol. Casseler da una parte per Fisiosan e Lorenzo Petrini per Edil Muggia, questo è il finale per 2 squadre comunque destinate a fare ancora strada in questa Crazy Cup. E vista la gara accesa, tutti al poliambulatorio Fisiosan, poi una bella rimessa in sesto. A tra poco nella seconda parte di Crazy Time. Radioattività speciale Crazy Cup 2014. Sulle frequenze di radioattività 97.5 97.9 in FM per Trieste e provincia, sullo streaming radioattività.com e su clubradiolive.it. Crazy Time tutti i giorni, qualche minuto dopo le 18:30 e fino alle 19 con Guido Roberti, con Emilio Ripari. Siamo sempre più nel vivo della Crazy Cup 2014, le facciamo con quel pizzico di goliardia necessaria che ovviamente ricalca. Demenza. Esatto, bravo. Ma hai levato le parole di bocca, perché ricalca un po' lo spirito con cui si deve andare a vivere un torneo estivo, che è a tutti gli effetti in termini di numeri il torneo principale e per completezza il più vasto a Trieste attualmente, perché c'è il calcio, c'è il basket, c'è il volley, c'è molto altro, ci sono anche football, c'è il biliardino, c'è il ping pong, c'è la PlayStation, c'è il maxi schermo, c'è la griglia, se magna, se beve, quindi insomma c'è il mondiale, quindi veramente c'è di tutto. Abbiamo fatto già una panoramica sulla Cup eccetera, però in questa seconda parte abbiamo tutti i risultati della League, poi le girl, nonché il programma di questa sera a Borgo, sperando nel meteo che sia clemente. Diciamo che insomma noi si registra la mattina, lo possiamo dire. Sì, non svegliamo segreti di non Stato. è che magari oggi pomeriggio, poi mentre andiamo in onda ci sarà la grandine. Diciamo, le premesse sembrano buone perché ragazzi c'è un cielo che... Sai quel dramma della radio? Che sei registrato, tra virgolette, quindi se dopo grandine assumi la responsabilità. Mi becco bacumbe, insulti assortiti, soprattutto da chi starà guidando, magari premendo il clacson in questo momento, ma senti sto... Maledetta Rita, rideranno. Benissimo, bene, con questa bella dose di ottimismo proseguiamo. Avevamo una partita Crazy League ieri sera, Trinacria contro Trieste Costruzioni, partita interessante perché Trieste Costruzioni era messa benino, Trinacria aveva bisogno di centrare la vittoria, che però sembrava fin qui utopia, 2 partite 2 pareggi contro 2 avversari di livello, squadra tignosa, arcigna, difficile da superare. Ebbene Trinacria è riuscita nell'impresa, perché insomma Trieste Costruzioni, squadra composta da ragazzi serbi per larghissima parte, che ha l'organizzazione di gioco come caratteristica principale, ti fanno correre e girare parecchio, a volte è vero e proprio torello. Ebbene Trinacria si è dimostrata squadra con non poco carattere, è finita 6-5 per i siciliani, con tripletta del solito ormai scatenato Nando Capane, poi reti di Doriano, Lorefice e Patessio, mentre per la Trieste Costruzioni vanno in rete Dorjevic 3 volte, poi Vranic e Miletic. Io a questo punto, Guido, mi sono permesso, considerando i 2 pareggi nelle prime 2 gare, Trinacria ha trovato la prima fondamentale vittoria e andrà avanti nel torneo, per cui io credo che sicuramente poi una volta arrivati in spogliatoio abbiano festeggiato con questo jingle. Metti una crozza sopra un cannone. Mette allegria, mette tantissima allegria, la canto anch'io. Quando vinciamo noi Radioattività, la prossima cantiamo questa, perché dobbiamo cantare Viva l'Eppo, boh? Sì, insomma, siamo proprio da un estremo all'altro. Ti dico però che in origine questo, che si chiama Vittina Crozza, che non so cosa voglia dire, l'ho cercato in tutti i modi ieri sera, ma non sono riuscito a trovare una traduzione letterale.
dal siciliano all'italiano masticabile per tutti, ho pensato a Monica Vitti e Maurizio Crozza. Anch'io, in effetti si uniscono la Vitti e Crozza. Inizialmente questo era un inno, cioè proprio l'inno della Sicilia, però era stato musicato come canto quasi funebre, cioè come toni. Poi invece in tempi moderni è stato affidato al compositore siciliano Franco Licausi, che ha musicato notissimo. Franco Causio, ho pensato qua, Franco Licausi invece, che ha musicato questo inno, proprio Trinacria, che è il nome in greco antico che vuol dire Sicilia, 3 promontori, questa è la traduzione letteraria. Questa ragazzi è storia che solo Emilio Ripari sa, quindi tanto di cappello per c'ho tempo da perdere per andare a informarmi su ste cose. Tra l'altro io sono vestito da limone oggi praticamente, quindi con uno spinnaker come... Sono assolutamente in tema siciliano. Assolutamente sì, per cui sarà partito questo inno, l'inno della Sicilia per i ragazzi di Trinacria. Complimenti, perché insomma molti erano un po' scettici sulle possibilità di andare avanti nel cammino in questa league, invece stanno smentendo anche i più scettici, per cui bravissimi guagliuncelli, anzi picciotti a questo punto. Bravi picciotti. Andiamo avanti con le ultime 3 partite della serata di ieri. Erano 3 partite riservate alle Crazy Girls. Partiamo con Pane, Vino e San Daniele, che insomma, giusto per non perdere l'abitudine, ha asfaltato anche il Butterfly Team con un perentorio 8-1, triplette di Usenic e Broili, oltre alle reti di Deborah Sottile e uno sfortunato autogol, mentre Romina Milanese ha segnato per il Butterfly Team, mentre qua sopra ci fanno capire che se non ci muoviamo ci fanno crollare il soffitto sulla testa. Voi non lo vedete, non lo sentite, forse l'avete sentito in sottofondo molto basso, ogni tanto qualche colpo sul soffitto arriva. C'è un gremlins sul tetto probabilmente. Sì, che ci sta smontando le tegole, benissimo. Poi abbiamo le Laide contro le Orsette del Cuore. Qui eri presente non a bordo campo perché erano sul campo 3, noi stavamo guardando la Crazy Cup sul campo 1. Però insomma era un po' il tuo derby, una squadra che ti piaceva, l'altra che ti piaceva per forza. Infatti ero combattutissimo. Hanno vinto le ragazze con le maglie del Parma, quindi le Orsette del Cuore 2-1 con reti di Specci e Desiree Urbani, che aveva segnato già ieri sera e ha segnato anche 2 sere prima, per cui inizia a farci un po' l'abitudine Desiree. Tenere. Ed è veramente gol decisivo perché segna Jessica Nemal per le Laide, ma non basta, finisce 2-1 per le Orsette del Cuore, e come per Trinacria e per l'inno della Sicilia, anche le Orsette del Cuore hanno il loro inno per festeggiare le vittorie. Cari orsetti del cuore, dai restate qui con noi, con noi. Sono gli anni d'oro questi, sono veramente gli anni d'oro, ti ricordi? Qui c'è una Cristina D'Avena veramente in versione deluxe. Mamma mia, quelle fine anni 80, inizio anni 90, anche se penso che siamo lì, così, vabbè. Siamo lì. Per questo momento di tenerosità clamoroso. Veramente. Coccolini concentrati, che poi lì sono orsetti, loro sono le Orsette chiaramente, ma credo che abbiano preso un attimo il nome anche del cartone animato, no? Gli Orsetti, sì, penso che non era un cartone animato razzista, penso. Assolutamente no, anche perché c'erano orsetti gialli, rosa, verdi, blu, per cui c'era un po' di tutto. Però quelle robe che confondono i bambini, dopo capisci perché vengono tutti surturbati, orsetti colorati che nella vita non vedi. Va bene, a parte queste polemiche con Walt Disney, potremmo andare avanti fino a dopodomani con questa cosa. Chiudiamo invece il programma Crazy Girl di ieri sera, sempre sul campo 3 alle ore 22, Ankaran Hervatini contro Desperados Football Chicks, e con la cara Samantha Longo, che saluto, mi diceva: guarda, io ho già paura, vedremo quanti e quali gol ci segneranno. Io prevedo un 1 o un 2 prima, addirittura temendo la doppia cifra. Erano molto preparate al peggio le Desperados, e bene, invece è finita 2-0, cioè come dire, non fasciarsi la testa prima di rompersela, no? Come si suol dire. Hanno segnato Barbara Cunei e Sara Buzan. Ankaran Hervatini ha punteggio pieno, che più pieno non si può. Le Desperados però hanno dato non poca battaglia. Programma di questa sera, sì, dobbiamo andare veloci. Abbiamo tante gare Dobbiamo andare velocissimi. Allora partiamo con Crazy Cup, che avrà 5 partite, poi avremo una dell'Over 35 e 4 gare tra Crazy Volley Pro e Crazy Volley Free. Crazy Cup, campo 1 alle ore 20, Marea Rive contro Centro Revisioni. Sul campo 2, sempre alle 20, Trieste Costruzioni contro Amigos Caffè. Alle ore 21 sul campo 1 Pizzeria alla Tappa contro Costa Lunga, sempre alle 21 ma sul campo 2 White Café contro CMG. A chiudere la serata Crazy Cup a Borgo San Sergio alle ore 22 sul campo 1 La Teccia contro Diaz 2. Over 35, una partita prevista per le ore 20 sul campo 3, Gioga Bonito contro Bodyguards.
e il Crese Volley. Crese Volley Pro, una partita 20:30 Birramisù contro Yes Weekend, e nel Volley Free invece 3 partite alle 20:30 Volleyria ma non posso, che ti piacciono tanto col nome, contro Sissa Volley, che però sembra veramente uno squadrone, e alle 21:30 2 partite a chiudere il Volley Free per questa sera, Crese Team contro Squadra Simpatia ed NPC2 contro El Sito Alessandro. Esordisce la squadra del nostro caro amico e collega Alessandro Asta, che ovviamente approfittiamo per salutare. È un denominatore comune della Crese, ma anche di radioattività, con tutte le sue rubriche che ha mantenuto per tanto tempo, nonché ufficio stampa della pallacanestro Ceres Trieste, che abbiamo avuto il piacere di notare ha confermato l'iscrizione alla Gold la prossima stagione, e di questi tempi è già intanto vista l'aria che tira importante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io dobbiamo salutarci. Dobbiamo, già. ci abbracciamo, non ce la facciamo. Il tavolo tanto voi non vedete, ma succedono certe cose. alla Plastic Man, tipo. Esatto. Beh, io di sicuro, no? Solo il naso è più lungo delle mie braccia, per cui e non addentriamoci in ulteriori specifiche. Crese Time, ancora un appuntamento settimanale, ovvero quello di domani, venerdì 27 giugno, come sempre alle 18:30, qualche minuto dopo. Per quanto riguarda tutte le gare, le competizioni della Crese, si giocherà anche sabato e domenica. Noi poi saremo chiaramente pronti, celeri e bravi lunedì a descrivere tutti i risultati del weekend. Bravi non state a dirlo, no, vabbè, ma io ti davo fiducia, sulla fiducia che confidavo nel tuo lavoro, perché non è facile riassumere 3 giorni di partite in una puntata nei minuti che abbiamo a disposizione. Grazie a tutti per l'ascolto, appuntamento a domani, parleremo di numeri anche tra qualche istante. Intanto da quest'anno vi saranno alcune novità, i giocatori sulle maglie porteranno un numero.